a Focus. Prima di fare proprio il punto sulle previsioni dell'acqua alta dei prossimi giorni, c'è stato anche il fuoco in Veneto, non c'è stata solo l'acqua, gravissimo incendio nell'Alta Padovana. Le fiamme si sviluppano con violenza e grande velocità attorno alle 7:30 del mattino. Una colonna di fuoco densa e alta, visibile da molti chilometri di distanza, si innalza immediatamente sopra la Rotogal di San Pietro Ingù, nell'Alta Padovana, alimentata dal materiale stoccato nel magazzino, tra cui, secondo le testimonianze degli operai, anche vernici e solventi. Le immagini delle prime fasi dell'incendio che state vedendo sono state girate da un nostro telespettatore. Sul posto, per circoscrivere le fiamme, si sono concentrati gli sforzi dei vigili del fuoco di Padova, di Vicenza e di Cittadella, con ben 9 mezzi e 25 uomini. Uno sforzo che ha portato al salvataggio del resto dell'azienda, visto che i pompieri hanno circoscritto l'area del rogo in circa 2 ore di lavoro, salvando quindi il resto della produzione. Da lì è però continuata la lunga opera di spegnimento dell'incendio, seguita dalle complesse operazioni di smassamento del materiale. Tutte le operazioni sono svolte sotto la supervisione del comandante dei Vigili del Fuoco di Padova, Vincenzo Lotito. A seguire, naturalmente, tutti i monitoraggi ambientali, mentre il sindaco Paolo Polati diramava ai suoi concittadini via social la richiesta di rimanere in casa con le finestre chiuse ed evitare il più possibile la zona. Quindi, come di prassi in questi casi, è l'ARPAV a valutare i possibili danni ambientali e per la salute, mentre l'amministrazione comunale ha attivato tutte le procedure per incidenti in aree industriali. La Rotogal è un importante produttore di nastri adesivi con quasi mezzo secolo di storia e si definisce tra le prime in Europa per capacità tecnologiche e grandezza nel settore. Giovedì l'acqua alta a Venezia sarà alle 10:50 con 130 cm, ma sarà peggio invece nella giornata di venerdì, 130 cm a mezzanotte e un quarto, mentre ci saranno 140 cm previsti in questo momento alle 11:20. Noi vi ringraziamo per averci seguito, una buona serata.